Buongiorno, benvenuti in diretta su Unica Radio. L'orario è un po' inconsueto, però parliamo anche di un argomento abbastanza inconsueto, però molto interessante, o meglio, continuiamo a parlarne qui su Unica Radio. È venuta a trovarci Francesca Romana Mozzo. Ciao Francesca, bentornata. Ciao Simone, buongiorno a tutti. Giornata uggiosa, nonostante tutto tu ti muovi con i mezzi pubblici, quindi... Esattamente. Come si fa a non bagnarsi i capelli? Cappellino, ombrellino. Sì? Esattamente. Ah, ok, proprio Singing in the Rain. Tra l'altro stava ascoltando i Beatles, l'ho scoperto, quindi è ancora meglio cantare i Beatles sotto la pioggia. Oggi parliamo di musica in attesa, un percorso importante che stai portando avanti già da 3 anni. Da 3 anni alla Scuola Civica Però di lo Musica studio, San Sperate, sì. da 10-15 anni a livello di approfondimento e applicazione di musicoterapia. Sì, dicevo, vedete, è già partita. Sono già in cattedra. Allora, si inizia il 14 febbraio, giorno di San Valentino, alla Scuola Civica di Musica di San Sperate. Esattamente. Diamo un po' di coordinate, anche perché questo è un corso che è attualmente aperto, però direi che prima appunto di parlare dell'aspetto prettamente legato alla possibilità di partecipare a questi corsi, vorrei che ci raccontassi un po' come nasce questa idea e di cosa si tratta. Allora, come musicoterapeuta, una degli interessi maggiori che ho sempre avuto collegato comunque alla musicoterapia applicata al coma è stato l'inizio della vita. Ho iniziato una quindicina di anni fa a lavorare con i neonati, per cui si intende il primo anno di vita, e la riflessione che si è subito posta è stata quella di e se iniziassi prima? Ma il prima ovviamente include l'adulto, il genitore o futuro genitore, e include ovviamente questo momento estremamente delicato, estremamente sensibile, ma di una forza incredibile, che è il periodo della gravidanza. E dunque ho iniziato questa mia avventura cercando di capire come poter lavorare sulla consapevolezza dell'elemento sonoro musicale in questo periodo. Consapevolezza da parte di chi? Non solo mia ovviamente, ma anche di chi fruiva del percorso. E quindi che cosa è accaduto? Come è stato percepito? E quindi come si è ho iniziato a iniziato lavorare? con percorsi individuali, dunque future mamme e papà che singolarmente, incuriosite anche da questo percorso, si sono affidate a me ed abbiamo iniziato a scoprire e a esplorare quello che è il suono. Ti ricordi, in principio fu il suono. Sì. E da lì tutto partì. Per cui non sto parlando di ascolto musicale, non sto parlando della musica preferita dell'uno o dell'altro, non sto parlando di una musica prettamente consigliata nel momento di gravidanza. Dimmi che tu non sei uno di quelli che crede che se si ascolta Mozart è fatta. Mia mamma aveva le cuffie per pancia. No, sto scherzando. Però immagino, esistono le cuffie per pancia. Posso dirlo, ahimè, esistono le cuffie per pancia. Però... Ma non è quello il tipo di lavoro che, diciamo, io porto avanti. Ovviamente sì, in questo percorso, nei percorsi che io faccio, si lavora anche sull'ascolto, ma è un ascolto dedicato alle preferenze. Comunque sia, anche se tu sei in attesa di un bimbo, quello che fai è continuare ad ascoltare la tua musica preferita. Assolutamente sì, però preferita per i genitori. In realtà i bambini, se vengono messi quando sono piccoli, soprattutto nei primi anni di età, io adesso so che non voglio scontrarmi con te, però no, ma mi piace sono indagine. Sono in grado di apprezzare allora, anche suoni allora, se pensiamo ad un apprezzamento come potremmo noi apprezzare, dunque avere una percezione del nostro apprezzamento, ovviamente non si può fare questo discorso. Non mi ha fatto finire la domanda. Come al solito, a casa diranno, sei sempre la solita. Vai, ascolta. Aspetta. Sono in grado Aspetta. i bambini Ecco di apprezzare. Vabbè, sei bellissimo. No, le orecchie. Ok. I bambini in realtà sono in grado di apprezzare
anche dei suoni o comunque delle composizioni che non sono propriamente orecchiabili, però se tu li metti a scegliere, loro diciamo che a livello istintivo non è che preferiscono la canzone strofa ritornello, sole cuore amore, come magari siamo abituati noi, perché culturalmente siamo stati abituati a definire bello, bella una successione di note che insomma va tonali, con, rassicuranti, che quindi volevo dire questo, maggiore, volevo anche terminare la mia domanda, se posso, dicendo che sono suoni anche la circolazione del sangue della madre, come può essere i rumori della digestione, il rumore degli organi che devono traslocare per un periodo all'interno del ventre materno per far spazio al feto, cioè anche quelli sono suoni, possono essere definiti musica in qualche modo anche quelli, si può lavorare anche con quelli? Sì, la risposta a tutta la tua domanda ben strutturata è sì, anzi è proprio quello su cui si deve iniziare a lavorare. Quando si parla di suono o quando si parla di musicalità o di musica, dove per musica si intende comunque dei suoni strutturati, nel periodo di gravidanza, se togliamo o se ci allontaniamo un attimo da quello che è l'ascolto della propria musica preferita propria del genitore, la sonorità su cui andiamo a lavorare è quella vibrazionale. Cosa intendo dire con questo? Che appunto, come tu stavi elencando in maniera assolutamente corretta, le sonorità che rappresentano il mondo del bimbo, del feto bambino per 9 mesi sono il battito del cuore, il flusso sanguigno, la frequenza respiratoria, lo spostamento degli organi, il movimento degli intestini, tutti armoniosamente insieme concorrono a creare quella musica che per il bambino è casa. È casa per 9 mesi, ma l'aspetto interessante non è il fatto che tu dici oddio, lo spostamento degli organi mentre sto digerendo, che musica è. L'aspetto interessante è che il bambino vive per 9 mesi, dunque è una reale esperienza che costituisce un imprinting importante, che struttura anche la massa cerebrale in modo assolutamente unico per quel bambino, perché è unica la madre, no? Struttura un percorso esperienziale che è assolutamente caratterizzante. E cosa caratterizza? Caratterizza che il suono diventa un faro, diventa una linea che si può assolutamente continuare anche dopo il parto per strutturare e stabilire non solo un contatto profondo, ma una comunicazione profonda tra genitore e bimbo. Continuando su quell'onda dove le parole, cioè l'aspetto logico-razionale, non ha una prevalenza, quasi non ce l'ha proprio per niente, ma che cos'ha? La prevalenza qual è? È l'emozione che la madre prova, che chiaramente modifica l'equilibrio e dunque modifica quella musica interiore che la madre produce. Se mi emoziono molto, la mia frequenza cardiaca aumenta, oppure se sono estremamente rilassata, la mia frequenza cardiaca andrà a rallentare e dunque il feto, quello che vive, sono tutti questi cambiamenti collegati comunque ad una sfera emotivo-affettiva che per lui rappresenterà un elemento assolutamente condizionante nel senso anche nel suo futuro ascoltare la musica. Cioè, se si prosegue, allora se si chi prosegue... chi si rilassa ascoltando la musica techno ha avuto una madre particolarmente ansiosa? No, io cioè, ho un pensiero abbastanza chiaro su questo ed è il fatto che il genitore non deve stravolgere quelle che sono le sue abitudini d'ascolto, perché la musica che il genitore preferisce, gradisce, ascolta maggiormente, fa parte della sua identità sonora personale. E dunque quella di ogni individuo parte da quei 9 mesi. Il mio percorso non fa altro che evidenziare l'importanza di un continuum che può essere assolutamente interessante per tutta una serie di
motivazioni che spero mi chiederai di spiegare, ed è fondamentale perché si procede verso una naturalezza di sviluppo. E se io sono nato all'interno di quella famiglia che ha quel tipo di ascolto, che ha quel tipo di gusto, non posso essere una persona che quel gusto non l'ha in qualche modo vissuto o che gli è totalmente estraneo. Mia cognata e mio cognato amano molto l'heavy metal o il metal in generale, e mio nipote, che adesso ha 7 anni, conosce le migliori canzoni dei migliori artisti, è un tipo di musica che a lui piace molto, ma questo non gli impedisce di poter poi ampliare quello che è il suo parco musicale. Certo, ci ha scritto Luca Piras, attivi lunedì mattina con i Beatles e la pioggia, bene così. Ci scrive anche Francesca, scrive Simone, sei bellissimo, ascolto tutti i tuoi dischi. No, mi sa che stai sbagliando. Quali sono i miei dischi? No, devi ascoltare Francesca Romana Mozzo, che è qui, guarda, è questa. È lei. Stiamo parlando oggi di musica in attesa. In realtà è interessante anche il nome che è stato scelto per questi laboratori, perché musica in attesa, in minuscolo, attesa che parte maiuscolo, cioè può essere in rifacciamo lo stesso gioco, dai fallo tu prima che lo faccia io, tanto te l'hanno già fatto. In attesa, ok, oppure in attesa, cioè la scoperta di quello che può essere tutto questo mondo meraviglioso, che ovviamente è quello che mi appassiona da una vita e che vorrei che ognuno potesse riscoprire in se stesso. Dunque io non propinerò musiche preconfezionate. Lei non propina. No, non propino, non propino. Ma invece con estrema curiosità scopro quello di ognuno e lo rendo maggiormente consapevole. Comunque per suono, vibrazione, che sembra questa cosa di yoga, stiamo bene, energie positive, estremo rilassamento. Il rilassamento è una cosa che a me interessa molto, ma di fatto la meraviglia di un percorso del genere è il fatto di poter scoprire il proprio suono, il proprio primo suono, i propri gusti musicali, la propria attenzione verso tutta una serie di elementi come il proprio respiro, e il proprio respiro che può diventare canto, ma diventa a quel punto non un'espressione intuitiva o istintiva, ma diventa un'espressione consapevole. Sì, stamattina dobbiamo fare tipo, avete presente quei contenitori che dispensano le goccine, che voi mettete il bicchierino sotto? Ting, ting, ting. Ecco, se noi ci andiamo pesante dalla mattina presto, sì, con questi concetti. Tra l'altro oggi è lunedì, guardate la mia faccia, si vede tutto che è un lunedì. Infatti appena lei è arrivata in radio stamattina mi fa... Sei sconvolto. Io no, devo semplicemente riprendere contatto con la realtà. Però mi interessa anche capire, proprio rispetto a questo percorso che in realtà fonda le sue radici 15 anni fa, ma ha concretamente modo poi di lavorare, di avere un seguito importante da 3 anni a questa parte. Sì. Che cosa accade con i genitori e con i bambini che nel frattempo sono nati? Perché tu hai iniziato il primo anno, che i bambini erano in attesa veramente. Adesso ci sono bambini di 2 anni, aggiungiamo sempre... c'era una mia fidanzata quando eravamo ragazzini che diceva sempre, quando io le dicevo la mia età, lei mi aggiungeva sempre un anno e diceva sempre, perché in realtà conta anche l'anno in cui sì, quindi quando io dicevo, che ne so, ho 22 anni, lei no, 23, come, cioè questo mi ha sempre mandato un po' in flip, quindi in realtà non diciamo mai l'età che abbiamo, quindi questi bambini ora non hanno 2 anni ma ne hanno 3. Se vogliamo seguire il tuo percorso cognitivo rispetto a questo o intellettivo, sì, hanno diciamo 2 anni e 9 mesi. Quel bambino esiste, poi da lì si diramano un sacco di dibattiti eccetera, cioè io da quando fui concepito in realtà già esistevo, quindi... Per me sì. Ecco, qui la volevo portare. No, però dico, come si lavora poi appunto ora con i bambini con i quali hai iniziato un percorso in realtà? Cioè quei bambini tu li percepivi?
li percepivi da una pancia, da un ventre. Quel tipo di lavoro sei riuscita a continuarlo in un modo che poi si ricollega proprio a quel momento iniziale? Facci qualche esempio, raccontaci che cosa è successo. Allora, la bellezza di tutto questo lavoro che stiamo andando a presentare oggi, che inizia come nella sua terza edizione nella Scuola Civica di San Sperate, è che non è un lavoro che inizia e si conclude nei suoi 10 incontri, ma se il genitore gradisce e mantiene la sua curiosità e vuole proseguire, lo può fare. Perché? Perché da 3-4 anni nella Scuola Civica di Musica di San Sperate si è iniziato per la prima volta un grande progetto, ovvero includere come fascia di età i 0-3. I 0-3. Questo cosa significa? Pone delle domande assolutamente importanti e con una grande responsabilità. Da 0 a 3 anni io che musica gli faccio fare? Che propedeutica musicale attuo in quella fascia di età? Quali sono i miei obiettivi? No? Questi siamo noi docenti che continuiamo a domandarci assolutamente con grande passione ma anche con grande responsabilità in quale modo far parte della crescita di questo nuovo individuo. Ecco lì, mi ricito nel senso la meravigliosità dell'inizio della vita, cioè che cosa puoi fare nei primi 3 anni di vita di un bambino. Per quanto mi riguarda, la possibilità di gestire, organizzare, coordinare i primi 3 anni di vita di un bimbo, che non è solo il bimbo ma anche il genitore, dunque il nucleo familiare, dunque è anche una neogenitorialità, è un crescere insieme a tutto tondo. Magari il bambino inizia a ascoltare musica figa e il genitore si accoda, può essere? Assolutamente sì, quindi perché il genitore magari scopre un modo, una modalità d'ascolto che non aveva prima sicuramente e che invece nella libertà degli incontri che noi facciamo questa cosa, questo elemento, questa qualità di presenza viene assolutamente attivata e sviluppata. Quindi in ognuno di c'è loro. pure la musicologia di mezzo qui. C'è tutto. Da parte mia c'è un'attenzione, un filtro attraverso cui io guardo il suono, che è quello dell'elemento della relazione. Io non ho un obiettivo di acquisizione di competenza, di trasferimento di competenza da me al bambino, ma ho un obiettivo di il suono può diventare un elemento che concorre alla crescita, ad una crescita armonica. E dunque quello su cui lavoro è l'espressività sonoro-musicale del bambino, che in 3 anni ci prendiamo tutto il tempo vero per poterla esperienziare. Quanti gruppi devono essere formati affinché si possa lavorare bene? Cosa intendi per quanti gruppi? Di genitori, cioè, si lavora individualmente o si lavora con delle... si lavora come una classe normale, Okay. Io mi iscrivo nella classe E dunque quindi di quante persone? 10 nuclei familiari, 10, ok. per cui poi sono bambini, ogni tanto mancano, ogni tanto ritornano, dipende dalle influenzine varie, però diciamo c'è una classe normale le che... classi, ci sono per esempio le classi che ancora sono composte da genitori che devono diventare genitori, anche se in realtà lo saranno a breve, oppure vengono anche quelli con i bambini già, cioè vengono separati o si lavora tutti insieme? Allora la tua domanda fa emergere un aspetto fondamentale che è quello del lavoro per fascia di età. Okay. Dunque questa cosa è estremamente strutturata, fortemente difesa e portata e valorizzata in assoluto. Io con un bambino che fa parte di una fascia di età 0-12 non posso fare le stesse cose che un bimbo che sta nella classe 12-24. Sto parlando di mesi, naturalmente. Dunque ho la necessità di creare delle classi per fasce di età. 0-12, 12-24, 24-36 e abbiamo coperto i 3 anni. Chi arriva nei 0-12 da 3 anni a questa parte? Chi come ha fatto il percorso di musica in attesa. Ovviamente possono entrare nei 0-12 anche chi non l'ha fatto, non è un sine qua non ovviamente, però la bellezza di creare un percorso che possa proprio unire tutto, non che ad un certo punto trovi buchi come gruviere, sta nel fatto che io oggi ho nuclei familiari, chiamiamoli così perché lavoro sia con la mamma che con il papà, ho nuclei familiari che conosco da 3 anni e che stanno con me da 3 anni e che dunque vivono e
come posso dire, godono del fatto di avere questo continuum didattico, di intenti, di senso sonoro, di libertà espressiva di cui noi adulti costantemente ci meravigliamo. Come è organizzata la classe? Diffondete la musica per tutti oppure c'è un percorso ad hoc per ogni nucleo? No, essendo un lavoro di gruppo tutti vivono la medesima esperienza all'interno dell'incontro. Quindi oggi ragazzi la lezione si farà su bla, bla, Marco bla, Masini, bla, per esempio. bla, bla, bla. Abbiamo parlato di espressività. Simone, sono loro. Vieni in classe con noi che ti diverti. Sono loro che si esprimono. Una volta devo provare assolutamente. No, ma Devo io ti esserci. invito, cioè, sono anni che ti invito a venire a vedere che cosa succede. Poi ti faccio sapere. Eccola, Okay. è partito, non lo tiene più nessuno. No, però Sì, spieghiamo un po' meglio anche questo aspetto. no, allora io, cioè, non si inizia una frase con no, mi dovresti dare 4 schiaffi. No, sì. No, Perché sì. 2 sì annullano il no. No, Ok. no, infatti. Sai che io non lavoro quasi mai su un ascolto musicale, perché tanto ci sono le mie colleghe che dopo i 3 anni iniziano a fare delle cose meravigliose anche rispetto a questo. A me preme veramente consolidare il canale espressivo che c'è nel bambino e che c'è anche nel genitore, dunque li nutro costantemente. E per fare questo, diciamo, non c'è moltissimo tempo di ascolto, anche perché l'ascolto loro lo fanno con i genitori, perché sono delle persone che comunque a livello sonoro-musicale, semmai fossero stati sensibilizzati al momento dell'inizio di tutto questo percorso, il durante non fa altro che aumentare questa sensibilità, e dunque la musica appartiene a tutte le loro vite di anno in anno sempre in modo più consapevole. C'è da dire anche che ci sono musicisti che stanno venendo a fare il percorso alla scuola civica, dunque in casa proprio si vive pienamente questo aspetto. Dunque io mi dedico a quello che è costruire un ponte dal mondo interiore di ognuno di noi al mondo esteriore, cioè il bambino porta fuori quelle che sono le sue energie istintive ed espressive, trovando 1001 soluzione di poter creare dei suoni attraverso l'elemento che io sto inserendo in quella lezione. Come elemento intendo un oggetto sonoro che può essere esplorato, che può essere non convenzionale oppure convenzionale. Per non convenzionale, Vogliamo esempi il mio concreti. oggetto preferito non convenzionale sono i bicchieri di plastica. Ci ho fatto pure uno spettacolo l'anno scorso che continua comunque a crescere e ad andare avanti. Gavota Sarabanda, ti ricordi? Sì. Con la mitica. Ah, Donatella Martina Cabras. Ciao Donatella. Non me l'ha suggerito. Uno strumento invece convenzionale è il tamburo, per esempio. Il tamburo, vari tipi di tamburi, o il metallofono, il glockenspiel per inserire un elemento melodico, ma diciamo che all'inizio sono più strumenti ritmico-percussivi che loro gradiscono di più. Ti piacerebbe un casino? Ma allora mi sa che ci devo venire, dai, ho deciso. Vengo il 14. È che però, tipo, sono tutte coppie, io... No, però il 14 io non faccio solo quello, ho le mie lezioni nelle 2 ore prima, dunque tu puoi ok. decidere se... Età media? Età media? Di chi? Di chi? Niente, verrò alla scuola Ok, civica di musica ok, di Sassuolo. ok. Parliamo di come si fa a partecipare anche Allora, a... potete ancora inserirvi Guarda, ovviamente... ti lascio la scena è tua. No. Allora, il percorso inizia il 14 febbraio, mi sembra un modo assolutamente bellissimo Ma vabbè, di continui a festeggiare. guardarmi allora tu. Perché Non quando riesco! uno si ritrova da solo, così, Cerca. l'approvazione. Vabbè, io volevo Va bene, lasciarti- guardo fisso, Ok. guardo fisso. Ma poi sei anche molto bravo. 14 febbraio. 14 febbraio.
Gli incontri saranno sempre di mercoledì, una settimana sì, una settimana no. Ci sono 10 incontri in questo percorso, il mercoledì iniziano dalle 18:30 alle 20, abbigliamento comodo. Una canadese. Sì. Calzettone canadese lo diciamo solo noi. Una tuta. Una tuta da ginnastica. No, abbigliamento comodo, calze antiscivolo perché saliamo nel nostro mitico tappettone e siamo assolutamente in piena comodità. Iniziamo il 14, per cui dunque potete venire tranquillamente senza alcun problema, e c'è la possibilità, per chi il 14 non potesse per 1001 motivo, di potersi inserire, ma come ultima possibilità, il 28 di febbraio, che è il secondo incontro, perché più o meno quello che viene detto anche al primo, viene fatto ed esperienziato anche al primo, un po' si ripeterà anche il secondo, dunque cioè posso in corsa fare entrare in barca altre persone. E terminiamo, mi pare, il 6 di giugno, insomma 10 incontri, una settimana sì, una settimana no. Diamo anche qualche contatto diretto. Allora, potete chiamare il 347 8368 254. Lo ripeti per piacere? 347 8368 254. E poi ve lo mettiamo anche nella descrizione, qui su oppure qui giù, non so questa volta dove è Facebook, credo qui su, qui. Più o meno lo troverete qui, guardate. Ok, poi come mail, scritto in minuscolo e tutto attaccato, contattosonoro@gmail.com. Oh, meraviglioso. Oppure possono contattare la Scuola Civica di Musica. Oppure possono contattare la Scuola Civica di Musica di San Sperate, con cui questo progetto va avanti da 3 anni in grandissima e meravigliosa collaborazione. E niente, altro da Quando dire. dice niente, mi sa che mi sta dicendo che dobbiamo chiudere. No, abbiamo detto un po' tutto? Sì, abbiamo raccontato tutto ciò che forse quest'anno avevamo voglia di raccontare di nuovo. Bene, e comunque potete continuare ad approfondire questo appunto discorso, avvicinandovi anche appunto a questi appuntamenti, magari anche se avviene il famoso contatto, non solo sonoro ma anche un incontro, certo, attraverso il quale si può appunto verificare concretamente di che cosa si tratta. Quindi potete venire direttamente, sì, anziché parlare, ma di che cosa si tratta, così venite, 1 ora e mezza del vostro tempo, stiamo insieme, ridiamo tanto, ci divertiamo e iniziamo l'esplorazione. Quindi 14 febbraio, musica in attesa, terza edizione di questo percorso alla Scuola Civica di Musica di San Sperate, per allora mamme in download, poi per mamme che hanno già partorito, hanno i bambini piccini, possono arrivare? Allora, diciamo che adesso è strettamente con il Musica in attesa e Donne in attesa. Una cosa importantissima, non pensiate che se state proprio lì per partorire non possiate venire, perché è una cosa che non abbiamo detto, che è fondamentale invece, che i papà sono ben richiesti in questo percorso, dunque possono venire se e quando vogliono, non fare quella faccia così, e soprattutto man mano che ci saranno le prime nascite i bambini sono inclusi nel percorso. Ok, benissimo. Vieni a prenderti un caffè? Sì, noi andiamo a prendere un caffè e adesso così, andiamo, così si sveglia. Dal mio ultimo disco andiamo ad ascoltare Hey Jude. Ciao a tutti, grazie per essere stati con noi di prima mattina, di lunedì mattina su Unica Radio. Grazie a tutti quelli che ci ascolteranno, ci riguarderanno nella giornata di oggi, perché poi questo video andrà, spero viaggerà all'interno di questo magico mondo che è quello di Facebook. Ciao a tutti, buona giornata, prendetevi l'ombrello 14 febbraio, per chi non è ancora uscito di casa e sta a Cagliari, prendetevi l'ombrello. 14 febbraio 18:30 20. Ciao, andiamo a prenderci un caffè. Civica di Musica di San Sperate. Ciao.